nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19. Mi piace sempre pensare a questo uomo, no? È uno dei miei eroi del Nuovo Testamento, per un semplice motivo, perché è un eroe molto umano. Sia lui sempre esprimeva il suo pensiero, nonostante tutti cercavano di fare i religiosi di turno, no? Ma quello che lui aveva dentro lo sparava sempre fuori. Sto parlando di Pietro, ok? Che poi il Signore ha usato in modo potente per la sua gloria. E Pietro, dando voce ai dubbi e a tutti i pensieri di tutti gli altri che erano lì con lui, ha detto così, al versetto 27: allora Pietro, replicando, disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Sì, la preoccupazione di Pietro era: ok, io ho lasciato la mia attività, ho lasciato i miei parenti, ho lasciato tutto quello che avevo, e adesso cosa ci guadagno? E il Signore Gesù risponde così. E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Per guadagnare devo perdere qualcosa. Io stamattina dovrò predicare proprio su questo, sulla preziosità di Cristo. L'Apostolo Paolo, in un suo Vangelo, in una sua lettera, ha detto: io ritengo tutto tanta spazzatura per guadagnare Cristo, ma prima di guadagnare Cristo, lui ha perso tutto quello che aveva prima. Ok? Tu sei qua stamattina, che cosa puoi perdere per la causa di Cristo? Io vorrei pregare che stamattina il Signore possa veramente parlare al nostro cuore, parlare alla nostra anima, e che Lui possa provocare dei cambiamenti nelle nostre vite, perché noi non possiamo andare alla presenza di Dio, ricevere quello che Dio ha per noi e rimanere uguali. Se tu incontri Cristo, sicuramente qualcosa succederà nella tua anima, e voglio pregare stamattina perché Lui possa veramente fare dei cambiamenti, ma tu devi permetterglielo, ok? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo un'altra volta qua nella tua presenza. Signore, abbiamo lasciato le nostre case per venire ad ascoltare la tua voce, per venire ad adorare nel tuo tempio. Signore, siamo qua in aspettativa che tu possa agire con potenza e con grazia in ciascuno di noi. Signore, aiutaci a preparare il nostro campo ben arato, ben predisposto per la tua gloria, Signore. Aspettiamo il seme, che tu possa mettere un seme che porta a vita eterna. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Puoi girarti a salutare il tuo fratello, a dare una parola di benedizione nel nome di Gesù, ok? Amém. Grazia e pace nel Signore Gesù. Che noi possiamo questa mattina ricordarci, che il Signore possa guardare il nostro cuore, insegnarci veramente ad adorare il suo nome e lodare il suo nome, che è per quello che noi siamo stati fatti per l'adorazione del Signore. Amém? Lodiamo il tuo nome, Signore, questa mattina.
la libertà di lodare il Signore. Sono nato per adorare. Tu sei nato? Sono nato per adorare. Per proclamare la gloria del Signore. Per essere un vero adoratore. Sono nato per adorare. Alleluia al tuo nome, Signore. Sono nato per adorare. Per proclamare la gloria del Signore. Per essere un vero adoratore. Per adorarti, Signore. Per adorarti, Signore. Per adorarti, Cantiamo insieme? Sono nato per adorare. È per quello che Lui ti ha creato. Sono nato per adorare. Per proclamare la gloria del Signore. Per essere un vero adoratore. Per adorarti, Signore. Per adorarti, Signore. Per adorarti, Alzalo il tuo nome, Signore. Per adorarti. Alleluia al tuo nome, Signore. E noi cerchiamo te, Signore. Cerchiamo la tua voce, cerchiamo la tua parola, la tua presenza questa mattina. Amen. Lodiamo il nome del Signore. Cerco solo te, mio Signore, perché sono tu. La gloria al mio cuore, si rallegra l'anima mia. Solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua vita conduce alla vita. Si rallegra? Si rallegra l'anima mia. Solo? Solo in te,
del Signore, perché mi coroni di misericordia. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero Padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Le tue mani. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Alleluia. Amen. Ogni giorno si rinnovano le tue misericordie, hai creato cielo e terra, lodano te. Alleluia, teu nome, Senhor. Con i miei occhi non ti vedo, ma sento la tua presenza. Io ti amo, ti esalto e lodo te. Tu mi hai fatto rinascere, prendi cura di me. La tua potenza nella fede che ho in te. Perché sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Mi hai fatto rinascere, prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Perché sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Una mano io sento su di me, i tuoi occhi sono su tutta la terra, le tue braccia sono sempre ad aspettare quel figlio che per sempre amerà. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede che ho in te. Quel che sembra difficile o quasi impossibile, io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare. Io trovo la forza in te per ricominciare.
tuo nome, Signore. E quello che hai fatto per me, Signore, lì, in quella croce, io non potrò mai sapere. Io non potrò mai sapere il dolore, non potrò mai sapere quello che hai sentito tu. Io non trovo parole per ringraziarti, Signore, perché tu sei il Dio d'amore, il Dio delle promesse, il Dio che prende cura di me, il Dio che lavora per me mentre io ancora dormo. Gloria al tuo nome, Signore. Noi dobbiamo ricordarci che mentre noi dormiamo, Lui prende cura di noi. È la promessa del Signore che per sempre Lui è con noi. Amen. Non trovo parole per ringraziare la tua bontà. Sempre con noi. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Alleluia, Signore. Parole per ringraziare la tua bontà. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Confido in te, dipendo da te, da solo io niente posso fare. Spero in te, riposo in te, da solo io niente posso fare. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, Tutto ciò. e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Non trovo parole, solo gli uomini. Trovo parole per ringraziare Maschi. la tua bontà. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Allora le donne, tu non lasciarmi dimenticare quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che insieme Vieni da te, Signore. Fido in te, dipendo da te, da solo io niente posso fare. Spero in te, riposo in te, da solo io niente posso fare. solo la Chiesa. Tu non lasciarmi quello che sono,
che sarò tutto e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo sia pace in te. Ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto, la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo, sia pace in te. sia su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli,
sia con te la sua presenza, ti preceda, che ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è perché Lui, 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 è perché Lui. Su di te sia il Suo favore e per 1000 generazioni sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza, ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. Alleluia al tuo nome, Signore. Potete sedervi. Amen. Possiamo aprire la parola di Dio nella lettera di Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 3, e leggeremo i versetti da 6 a 11. Dice così la parola di Dio. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'8° giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo
e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Un testo molto forte che ci parla di perdere per guadagnare, ok? Mi ricordo che negli anni 90 è uscito un film che si intitolava Chi più spende più guadagna. Se qualcuno di voi si ricorda, è un film comico, no? Molto interessante da vedere. È la storia di due fratelli che avevano ricevuto un'eredità di un magnate americano, 300 milioni di dollari, però, c'era una condizione. Per avere questa eredità voi di 300 milioni di dollari, voi dovete spendere 30 milioni di dollari in un mese in beni deperibili. E qua loro si sono trovati di fronte a un problema, perché tu dici ho tanti soldi, posso spenderli come voglio. No. Allora tu devi prendere dei beni deperibili, spendere 1 milione di dollari al giorno e finalmente alla fine del mese tu erediterai 300 milioni. Ti consiglio di vederlo, è comico ma molto interessante come principio. Allora noi ragioneremo nello stesso senso questa mattina. Chi più spende, più guadagna. Se tu hai trovato un tesoro che si chiama Cristo, per guadagnarlo, ed è interessante la parola che Paolo usa qua in questo testo, no? Bisogna guadagnare Cristo, dobbiamo spendere e liberarci di tanti beni che noi abbiamo su questa terra e che non fanno parte dell'eternità. Ok? Questo sarà il tema della nostra meditazione di stamattina. Ti invito a chiudere gli occhi e pregare che il Signore possa toccarci nel cuore questa mattina e provocare dei cambiamenti nelle nostre vite. Nostro Dio, nostro Padre, sei tu, Signore, il padrone di questo tempo. Sei tu, Signore, che devi toccare le anime delle persone. E vogliamo, Signore, che tu prenda il tuo posto, il posto di re, il posto di sovrano. Signore, ti chiedo di aiutarci a preparare un trono adesso, Signore, che abbiamo adorato, nel nostro cuore, Signore, perché è lì che tu ti devi sedere, è lì che tu devi regnare. Padre Santo, aiutaci a mettere da parte in questo momento esatto tutte le nostre preoccupazioni, tutto il nostro ego, tutti i nostri pensieri, Signore, e dare la sovranità assoluta alla tua parola, Signore. E ti chiedo nel nome di Gesù un'altra cosa, che se qualcuno è entrato qua, Signore, prima di tutto senza conoscerti personalmente, oppure che ti conosce personalmente, ma ha un cuore preso, Signore, da qualche preoccupazione terrena, io ti chiedo nel nome di Gesù che in questo momento cada questa barriera, Signore, e che tutto venga fatto e detto, Signore, arrivando nella parte più intima di quel cuore per la tua gloria, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. 3 principi da imparare in questo tema di perdere per guadagnare. E la prima cosa che dice l'Apostolo Paolo quando apre questo testo biblico, dice: io ero figlio di ebrei, io ero della tribù di Beniamino, io ero irreprensibile nella legge. Insomma, lui fa un elenco di cose che lo rendevano orgoglioso prima della conversione, no? Ma a un certo punto dice: io ritengo tutto tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo, ok? Quindi che cos'è il primo principio che vogliamo imparare oggi? Nell'Apostolo Paolo c'è stato un cambiamento di modo di pensare. A un certo punto della sua vita lui ha detto: io non penso più come quella persona che era Paolo prima, ma adesso c'è un nuovo Paolo dentro di me che pensa in modo radicalmente diverso, agisce in modo diverso, sente in modo diverso, pensa in modo diverso. Qualcosa è successo nella mia vita e ti spiego bene che cosa intendeva lui quando diceva questo. Ossia, Paolo apostolo è stato l'apostolo
interculturale, è colui che parlava 5 lingue, lui parlava il greco, lui parlava l'aramaico, lui parlava l'ebraico, lui parlava il latino, lui parlava il siriaco, perciò era una persona molto colta, era orgoglioso di essere cittadino romano, era una persona che era stata allevata nel giudaismo ai piedi di Gamaliele, che era il predicatore e il maestro della legge più rinomato dell'antichità. Quindi lui poteva fregiarsi di un titolo di studio come potrebbe corrispondere oggi alla Bocconi, ok? O alla Normale di Pisa, oppure alla Sorbona di Parigi, la più alta e grande università di quel tempo giudaica era quella che Paolo Apostolo aveva frequentato. E in quel momento lui che cosa stava facendo? Stava andando, quando si è convertito, è interessante che stava andando perché convinto delle sue idee, lui stava andando a perseguitare i cristiani perché credeva di fare un onore a Dio, credeva di fare un servizio a Dio, ma a un certo punto, vi ricordate, in Atti capitolo 9, lui si converte perché il Signore lo prende. C'è un'espressione molto interessante in Atti capitolo 9 che dice che una luce sfolgorò tutto intorno a lui, ossia non c'era possibilità di scappare da quel Dio da cui lui era scappato tutta la vita. E in quel momento succedono due cose: lui cade a terra, dice la parola di Dio, ossia non stava più in piedi, non stava più in piedi come religioso, non stava più in piedi come il vecchio Paolo, e la seconda cosa che gli succede è lui diventa cieco, ok? Quindi i suoi occhi si coprono di tenebre, e quello era un messaggio molto chiaro da parte di Dio, ossia: Paolo, tu non stai vedendo come io vedo, tu non stai pensando come io penso, tu non sei quell'uomo che tu pensi di essere. E in quel momento, e subito dopo, l'Apostolo Paolo va a Damasco, comincia a predicare la parola di Dio, e lui si convince che il suo modo di pensare è un modo sbagliato, ed è per quello che lui arriva a un certo punto a dire: io ritengo tutto quello che pensavo, io ritengo tutto quello che ero, tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Posso dirti una cosa, caro mio, qua stamattina? Quanti cristiani nella Chiesa moderna portano nel proprio cristianesimo tanto del modo di pensare che noi abbiamo prima della conversione? Quanti cristiani hanno quello che la parola di Dio chiama le fortezze della mente, ossia quel modo di pensare dove Satana ha messo una roccaforte, un avamposto dentro nella tua testa, e tu non riesci a essere quello che veramente vorresti essere. La parola di Dio ci dice nel Vangelo di Giovanni che chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questa è la promessa di Dio, ma io vedo tante volte che purtroppo questa vita abbondante che il Signore ci promette nella sua parola non fa parte della vita del cristiano. Una vita abbondante che non riesce a trattenere la testimonianza della parola di Dio, non riesce a trattenere quello che lo Spirito vuole fare attraverso di noi. E quando noi ci mettiamo di fronte alla parola di Dio, a volte la parola di Dio rimbalza su uno strato impermeabile del nostro cuore. Perché? Perché dentro di noi, come all'Apostolo Paolo, ci sono le fortezze della mente che impediscono alla parola di Dio di penetrare nel nostro cuore. C'è una traduzione della parola cuore in italiano che è molto interessante. Tutte queste volte, no, che noi sentiamo dire nella parola di Dio il cuore, la mia parola deve arrivare al tuo cuore, ok? Ci sono 4 modi in cui la parola cuore viene interpretata nel gergo moderno. La prima è modo di pensare, l'altro è volontà, l'altro è sentimento, ma ce n'è uno che è molto più profondo, che è personalità. Ossia, quando noi ci mettiamo nei confronti della parola di Dio, la parola di Dio può entrare nella nostra mente, può entrare nei nostri sentimenti, può entrare in una volontà, ma non necessariamente cambia la nostra personalità. Ed è qua che noi dobbiamo battere il nostro ferro caldo stamattina. Dobbiamo permettere a Cristo di darci una nuova mente, affinché la nostra mente arrivi al profondo della nostra personalità e cominci a provocare dei cambi radicali nella nostra vita. Noi non possiamo fermarci alla superficie, dobbiamo permettere a Cristo con la sua parola di penetrare nella profondità del nostro essere. Quante persone pensano che sapendo la parola di Dio a memoria la loro vita cambierà? Non è questo. Noi dobbiamo permettere a Cristo di fare un cambio radicale della nostra
personalità. Ti faccio una domanda scomoda, ok? Stamattina ne ho 2 o 3 un po' scomode. Visto che mi ha scomodato il Signore, scomoderò anche te. Tu riconosci Cristo vivere nella tua vita? Tu stai riconoscendo che Lui ha preso il tuo posto in tante decisioni, in tante azioni della tua vita, in tanti sentimenti della tua vita. Quando Lui ci dice ama il tuo nemico, ok Signore, questa la metto da una parte fino alla prossima assemblea. Semplice, vero? Amare i propri nemici. Ma se noi abbiamo una mente rinnovata dalla parola di Dio, un cuore rinnovato dalla parola di Dio, una personalità rinnovata dalla parola di Dio, non dico che è facile, ma tu lascerai il posto allo Spirito Santo di lavorare nella tua vita e di fare in modo che quella parola che il Signore Gesù ti ha dato diventi una realtà nella tua vita. Guarda cosa dice sempre l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi, capitolo 10, versetto da 3 a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigione di ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Ossia, se noi diamo spazio ai nostri pensieri di uomo naturale, la nostra vita non sarà mai abbondante come è stata quella di Paolo. È interessante che ieri sera abbiamo fatto uno studio con i nostri giovani e parlavamo proprio delle bugie del nemico, no? E una di queste è molto interessante. Quando lui entra nella nostra vita, dice: ascolta, lascia perdere. Il Signore, tu stai pregando da tanto tempo, lascia perdere, perché tanto il Signore non ti risponderà. Si è dimenticato di te, forse c'è qualcosa dentro di te che non va e quindi il Signore non ti risponde. Torna alla tua vita normale, rilassati. Questa è la parola del XXI secolo, vero? Rilassati, sei troppo stressato. Che bugia diabolica. E il Satana viene dentro nella tua vita, mette questa roccaforte giorno dopo giorno e la tua mente rimane lì. E l'Apostolo Paolo ci insegna stamattina: demoliamo questi ragionamenti, come io ho demolito i miei ragionamenti del passato e la mia vita è cambiata in modo radicale, la mia vita è nuova, perché io do credito alla parola di Dio e permetto alla parola di Dio di fare dei cambiamenti profondi nella mia vita. Guarda cosa dice sempre lui, l'incriminato, no? L'Apostolo Paolo: se il nostro Vangelo è ancora velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali, cosa dice qua, il Dio di questo mondo ha accecato le... Dove comincia la predicazione e la rivelazione del Vangelo? Nella... Tu pensi che il diavolo non lo sappia? Lui è il più grande e famoso psicologo dopo Cristo nell'universo e lui conosce la storia della tua famiglia, lui sa quali sono i tuoi punti deboli, lui sa quando ti svegli la mattina che cosa fare con te, e se lui riesce a seminare all'inizio della tua giornata, all'inizio dei tuoi pensieri qualcosa di negativo dentro di te, è fatta, è finita, tu sarai un cristiano sconfitto. Perché ci sono i vizi in questo mondo. È ovvio che noi abbiamo una radice, una natura di peccato, ma quando il nemico comincia a venire dentro di noi a seminare quella parola: tu adesso guarda, vai a consolarti con un bicchiere di vino, vai a consolarti con un po' di pornografia su internet, vai a consolarti con uno svago, perché poi lui è interessante che lui si mimetizza come un camaleonte in mezzo a tutte le nostre passioni umane, vero? Se tu sei una persona intellettuale, lui ragionerà con te. Se tu sei una persona pratica, lui verrà nella pratica della tua vita quotidiana e ti proporrà delle cose per cui tu possa continuare a pensare come tu pensi, perché lui è fantastico in questo. Ma Paolo Apostolo dice: cari miei, distruggiamo i ragionamenti del diavolo. Pastore, come posso fare? Usa i ragionamenti di Dio.
La sua parola sono i pensieri scritti nella Bibbia per noi ogni giorno. Siate rinnovati mediante il rinnovamento della vostra mente. Romani capitolo 12, versetto 2. Ma tanti cristiani purtroppo vivono una vita che non è piena, non è soddisfacente, non è veramente profondamente salda nei principi cristiani. Perché? Perché è abituata a pensare col vecchio uomo, e il vecchio uomo domina il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire nuovo. Quindi, cari miei, che cosa ha fatto Paolo? Perché riteneva tutto tanta spazzatura? Perché ha detto: io voglio guadagnare un modo di pensare totalmente nuovo, totalmente diverso, completamente soddisfacente. Io sono qua per dirti questa mattina: se tu hai una fortezza nella tua mente, se tu non stai vivendo una vita cristiana pienamente soddisfacente, pastore, vorrei tanto di più dalla vita cristiana, allora sono qua per dirti: metti nella tua testa i pensieri di Dio invece che i tuoi pensieri. Pastore, ma mi sembra una verità. Sembra una verità, ma la verità è solo la parola di Dio. Amen, Chiesa. Vorrei, secondo principio, perché l'Apostolo Paolo ha detto: ritengo tutto come tanta spazzatura. Dice: io voglio non essere trovato con una giustizia mia, ma con la giustizia di Cristo, dice quel testo che abbiamo letto all'inizio. Allora, noi quando parliamo di giustizia dobbiamo pensare ovviamente a un tribunale. E in un tribunale ci sono diverse figure interessanti. C'è la figura del giudice, c'è la figura dell'imputato, c'è la figura dell'avvocato accusatore, c'è la figura dell'avvocato difensore. C'è un crimine che deve essere giudicato, vero Marcos? Chiaro? Sì? E c'è una sentenza. Sto parlando con un avvocato, ok? Per quello che ho chiesto a lui. E c'è una sentenza da emettere. Ed è interessante che l'Apostolo Paolo aveva messo una sentenza prima di convertirsi. Aveva detto: io, secondo la legge, sono irreprensibile. Ti ricordi cosa abbiamo letto all'inizio? Ok? Allora io vorrei che tu adesso pensassi una frase che io qua in Italia, nel mio popolo, si dice normalmente, ok? Perché fa parte di un modo di pensare. Io non faccio male a nessuno. Hai mai sentito questa frase? Quando tu cominci a predicare il Vangelo, tu dici, queste persone dicono: io non ho fatto male a nessuno. Ossia, questa persona ha preso la posizione del giudice, ha preso la posizione dell'imputato, ha preso la posizione dell'avvocato e si è dato la soluzione da solo. Il grande problema è questo, è che tante volte facciamo la stessa cosa noi, non analizziamo quello che noi siamo, ma analizziamo quello che gli altri fanno e esprimiamo un giudizio e facciamo una cosa terrificante, ci mettiamo al posto del giudice che è Dio stesso. Allora la parola di Dio dice, guarda che cosa è successo qua. E mi piace questa traduzione dell'Antico Testamento. In Isaia, capitolo 53, versetto 10, ci dice cosa Gesù ha dovuto patire perché noi potessimo vivere nella giustizia di Dio oggi, sulla croce. Dice che piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Ossia, Dio Padre ha preso Dio Figlio, ha permesso la crocifissione e nel momento in cui Cristo era là sulla croce, dice che a Dio Padre piacque che lui avesse i chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi, piacque che fosse trafitto con la spada e con la lancia, piacque che aveva quella corona di spine sulla testa. Sai perché piacque? Lo sapete perché piacque al Padre fare questo? Perché aveva in mente per me e per te una giustizia totalmente diversa da quella che noi abbiamo nella nostra testa. Cristo ha dovuto subire l'ira di Dio. A volte noi ci sentiamo a posto e belli, profumati, vero? Sono tranquillo, noi siamo evangelici, siamo famosi
per quella frase, no, che dice l'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 2 versetto 8. Dice: è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi ma un dono di Dio, non per opere. Però c'è una seconda parte che dice: affinché nessuno si vanti. Pastore, ma io non mi vanto di niente. Allora ascoltami, io vorrei che leggessimo insieme questo testo biblico, si trova nell'altra slide, Manuele, per favore. Quella che tu trovi sulla tua destra. Questo è un brano che ci parla del momento del giudizio finale, ok? Allora guarda che cosa succederà in quel momento. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, pochi o molti? Sta attento cosa dice la parola di Dio, cosa registra qua. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E in nome tuo cacciato demoni e fatto in tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Io quando leggo questi brani mi spavento, mi fa paura veramente. Cosa Dio può fare? Perché noi abbiamo un'immagine di Dio. Dio è amore. Ok. Dio è buono in ogni tempo Dio è buono. Sì. Ti do una brutta notizia. Oggi la bontà di Dio trionfa sulla giustizia attraverso la pazienza. Ascolta bene quello che ti ho detto, ok? Lo ripeto. Oggi la grazia di Dio trionfa sulla giustizia attraverso la pazienza, perché Dio vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. E Dio è paziente, aspetta che tutti cominciano a cambiare modo di pensare, che arrivino allo stesso suo ragionamento e che dicano: ho bisogno di Cristo, non ho bisogno di una religione. Ma ci sarà un giorno in cui ci sarà un grande trono bianco, se tu vai all'Apocalisse lo vedrai, in cui tutti gli uomini verranno radunati davanti alla sua presenza, alla sua gloria, con tutti gli angeli che lo staranno attorno a lui, e lì esprimerà un giudizio, ma ci sarà un'arroganza davanti a quel trono, una voglia di dire: io sono perché ho frequentato la chiesa Battista Agape per tutta la vita, e questo non conterà assolutamente niente. Io ho predicato la tua parola e sai cosa ti dico? Non conterà assolutamente niente. Io ho cantato nella lode, non conterà niente. Io ho fatto tanto per la mia chiesa, non conterà niente, perché l'unica cosa che conterà è se tu hai una relazione personale con Cristo. È questo che dice la parola di Dio, e quelle persone andranno là e diranno: Signore, io ho fatto questo per te, ho fatto quest'altro, io non ti conosco. Stai capendo la radicalità di quello che ti dico? Conosci Cristo personalmente? Tu sai chi Lui è, perché è un conto aver sentito parlare di Cristo, è un conto che Lui viva attraverso di te, sono due cose ben diverse. C'è una bella storia nell'Antico Testamento, ti ricordi di Giobbe? Ogni mattina dice la parola di Dio che lui era un uomo integro, e ogni mattina lui si alzava, faceva un sacrificio per i propri figli, un sacrificio per se stesso, un sacrificio per i suoi dipendenti, e poi dava le decime, e poi chiedeva perdono anche per gli altri. Io penso che fosse un padre stressato, ok?
perché faceva tutto per gli altri e non c'era niente che lui faceva per se stesso. A un certo punto sparisce tutto, Dio permette un'azione diabolica nella sua vita, tutto viene a essere perso, la sua casa, i suoi averi, i suoi affetti, tutto perde, perfino la salute, e lui comincia una lamentela che parte dal capitolo 3, finisce nel capitolo 42. A un certo punto Dio si presenta nella sua vita e a un certo punto lui comincia a ragionare in modo diverso e dice: prima avevo sentito parlare di te, ma adesso ti conosco. Una vita intera da religioso, e alla fine ha capito che la giustizia propria, personale, non contava niente. Cristo conta nella tua vita. Allora ti ripeto la domanda che ti ho fatto all'inizio, perché è facile dire sono cristiano, vero? Ma Cristo vive nella tua vita, è una realtà nella tua vita. La prima lettera di Giovanni è interessante come viene aperta. Tutte le altre lettere dell'Apostolo Giovanni nel Nuovo Testamento e anche quelle di Paolo hanno un indirizzo. Okay? Lui entra subito nel tema, quel che abbiamo toccato, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo contemplato, Cristo, il Signore della vita, è Lui. Allora ti dico questo: se Cristo è una realtà nella tua vita, tu lo devi toccare. Deve essere una realtà, non deve essere una teoria, perché una teoria è follia per l'essere umano. Quindi un giorno ci sarà il giudizio di Dio, e il giudizio di Dio trionferà sulla grazia di Dio attraverso la sua giustizia. E oggi io ti chiedo, come l'Apostolo Paolo ha detto: io non voglio essere trovato con una giustizia mia, ma con la giustizia che Cristo ha fatto sulla mia vita attraverso la sua morte. In quel momento sulla croce, ricordati bene una cosa: Cristo ha pensato al tuo nome, Cristo ha pensato a te. Ha detto: io sto morendo per questa persona, io sto morendo per te, io sto morendo per te, io sto morendo per te, perché non puoi fare giustizia da solo, non puoi presentarmi le tue opere. L'unica opera su cui tu devi contare è sulla mia opera di redenzione. La giustificazione è la dottrina più importante della parola di Dio, perché attraverso la giustizia di Cristo noi siamo stati resi giusti. Ok? Seconda Corinzi 5,21 non è qua nel testo biblico, dice: colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Tutto quello che era colpa tua è passato su Cristo, ed è per questo che il Padre gli è piaciuto di giustiziare Cristo, perché io e te potessimo essere liberi. Hai capito perché l'Apostolo Paolo ha detto: io non voglio essere trovato con una giustizia mia, mollo tutta la mia giustizia, tutte le mie opere, perché l'unica cosa importante che io ho su questa terra è la salvezza in Cristo Gesù. E ultima cosa, ultimo principio che voglio pensare con voi questa mattina è perdere la propria vita per guadagnare la preziosa potenza della risurrezione. Se tu leggi l'ultimo tratto del testo che abbiamo letto all'inizio, è molto interessante. Io ho pensato subito, quando l'ho letto di getto, no? Ho detto: l'Apostolo Paolo è matto, ok? È andato fuori di testa. Io voglio la comunione delle sofferenze di Cristo. Allora ti chiedo: ti piace la sofferenza? A chi piace la sofferenza alzi la mano. Ok. Quindi siamo tutti in contrasto con l'Apostolo Paolo, perché anche a me la sofferenza non piace, ma devo fare una distinzione prima di parlarti di quest'area. La prima: c'è una sofferenza che è dovuta alla natura umana peccaminosa, ok? E un grande re dell'antichità che si chiamava Salomone, a un certo punto, pensando a questa cosa qua, è più o meno andato fuori di testa e ha detto:
attraverso questo pensiero io odio la vita. Perché lui ha detto, le stesse cose che succedono ai credenti, ai figli di Dio, succedono alle persone che non credono in Dio. Ossia, i credenti si ammalano come quelli fuori si ammalano, i credenti muoiono come quelli fuori muoiono. Quindi che guadagno ho a vivere una vita da cristiano? Salomone, che era il re più saggio della terra di tutta la storia, ha detto, io attraverso questo pensiero ho preso in odio la vita. Tu lo trovi nel capitolo 2 di Ecclesiaste, questo ragionamento che lui fa. Ho preso in odio la vita. Perché? Perché tanti di noi credenti in realtà si aspettano che quando noi diventiamo credenti tutto vada bene, vero? La famiglia bene, il conto corrente bene, la salute bene, tutto bene, il lavoro bene. E la cosa che succede invece è esattamente il contrario. Tutto comincia ad andare storto. E dici, ma Signore, ma dove sei? Cosa stai facendo? Perché io sono diventato cristiano? E l'Apostolo Paolo aveva capito la chiave della cosa, no? Dice, io voglio soffrire insieme a Cristo perché la mia vita non è qua. E io voglio sperimentare la risurrezione di Cristo nella mia vita perché la vita non è qua. E così tutte le volte che lui portava la sua vita a Cristo e diceva io voglio rinunciare a questo, voglio rinunciare a quell'altro, lui cominciava a soffrire, ma lui cominciava a dire adesso Cristo vive in me, chi mi può fermare? Chi pensava che un perseguitore della Chiesa fosse diventato il più grande evangelista della storia? Chi? Allora posso chiederti una cosa? Perché questo deve essere il desiderio naturale di ogni credente. Questa è la terza domanda scomoda che ti faccio stamattina. Tu vuoi cambiare le persone che vivono vicino a te attraverso la tua testimonianza? Sì o no? Ok. Questa è la caramella, no? Ma qua in Italia c'era un detto molto antico, forse qualcuno se lo ricorda, che dice, qualche infermiera, dottoressa o dottore, indorare la pillola, cioè io ti sto indorando la pillola. Ossia le pillole amare nell'antichità, insomma 50 anni fa, giusto? Avevano sopra uno strato di oro finto chiaramente, non era oro vero. Ma che cosa serviva questo strato di oro? Per fare un po' di scena, chiaramente, no? Perché questo strato di oro ti impediva di sentire. Intanto faceva una bella figura, no? Perché era dorato. E poi ti impediva di sentire l'amaro della medicina. Ok? Quindi tu la ingoiavi e non sentivi niente, ma nelle viscere faceva il suo lavoro. Perché c'è la seconda parte, ossia perché tu possa cambiare le persone vicino a te. E ti chiedo in questo momento di fare un pensiero alla persona che vorresti che cambiasse, ok? Che diventasse cristiana anche lei, che avesse il tuo stesso destino eterno. Pensa a quella persona e chiediti quanto sono cambiato io affinché quella persona cambi. È una domanda complicata, vero? Guarda cosa ci dice la parola di Dio, perché l'Apostolo Paolo diceva le cose con conoscenza di causa. Io voglio morire e soffrire con Cristo per risorgere e sperimentare la potenza della sua risurrezione. Allora, l'Apostolo Pietro esprime bene questo pensiero e dice, infatti, a questo siete stati chiamati, poiché Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Che bello, Signore, hai sofferto per me, hai sofferto per la mia vita. E la parola di Dio dice, seguimi. E insieme al leopardo ci sono anche le macchie. Non puoi comprare il leopardo senza macchie, ok? Non puoi comprare la tigre senza strisce, devi comprare tutto insieme. E l'Apostolo dice, dobbiamo seguire le orme di Cristo che ha sofferto per noi. E guarda cosa succede però quando noi scegliamo questo. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Soffrendo non minacciava.
Allora tu prova solo questo pezzettino, applicarlo, adesso sto parlando agli sposati, al tuo matrimonio. Tuo coniuge ti accusa, ti ferisce, sicuramente tu accetterai senza nessuna difficoltà, no? Quello che lui dirà. A volte mi viene da ridere, ma a volte mi viene da piangere. Ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli, e qua è la parte più importante di tutti, perché ricordate che noi dobbiamo seguire il suo esempio, ok? Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti, perché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Guarda cosa dice lì, che mediante le sue lividure voi siete stati guariti. Ti ripeto la domanda adesso. Tu vuoi guarire le persone che sono vicino a te e che ancora non conoscono Cristo? Sì o no? Allora tu devi fare come Cristo, devi cominciare a portare i lividi delle ferite che le persone a fianco a te ti fanno. E quando tu comincerai a sopportare quei lividi senza ripagare con la stessa moneta, portando la tua croce giorno dopo giorno, quelle persone a fianco a te cambieranno, sì. Tante volte come cristiani noi vogliamo fare quell'operazione, no, di aprire la testolina della persona a fianco a noi, segarla, inserire la parola di Dio, la Bibbia, richiuderla e dire adesso sei convertito, vero? Questo è quello che noi vogliamo fare. Ma la nostra responsabilità di portare la nostra croce, di portare le nostre ferite, no, vero? Io so che è una predica difficile stamattina, ma il Signore l'ha fatta con me prima. Mi ha detto, tu vuoi cambiare le persone per cui stai pregando per tanto tempo? Comincia a pregare per te stesso. Comincia a cambiare qualcosa nella tua vita. Comincia a morire al tuo modo di vivere e comincia a vivere al mio modo di vivere. Stai capendo quello che ti dico? È complicato. Ma noi dobbiamo partire dall'inizio. Per primo dobbiamo, permettere alla parola di Dio che faccia un cambio radicale nella nostra personalità. Non permettere alla parola di Dio di fermarsi nella mente, né nei sentimenti, né nella volontà. Permette a Cristo di cambiare in modo radicale la tua personalità. Secondo, non contare sulle tue opere buone, perché l'unica opera buona che tu puoi fare è credere in quello che ha fatto Cristo Gesù per te. E se tu hai un rapporto personale con Lui, questa è la tua assicurazione per la vita eterna. Ma c'è una terza cosa che tu devi fare: morire a te stesso per risorgere alla potenza di Cristo. Mentre stavo meditando le ultime cose stamattina su questo testo, l'ultima parte di questo testo biblico, no? Quello al morire a se stessi, c'è qualcosa di interessante nella morte, ok? Due persone, due episodi evangelici molto interessanti. L'episodio di Gairo e della figlia morta e l'episodio di Lazzaro, anche lui morto. In tutti e due i casi queste persone a un certo punto hanno detto basta, non c'è più niente da fare, sono morti. A qualcuno, a Gairo, è andato a dire non disturbare più il maestro, perché tanto tua figlia è morta. E le sorelle di Lazzaro a un certo punto hanno detto maestro, se tu fossi stato 4 giorni fa, quello che era, allora sarebbe diverso. Sapete, Cristo è molto al di sopra del tempo. Tu non hai bisogno di più tempo per vedere la profonda opera di Dio. Tu hai bisogno della potenza di Cristo. In queste persone Cristo ha detto, ascoltami, io sono la risurrezione e la vita.
Non c'era bisogno di più tempo, c'era bisogno di me. Hai capito la differenza? Pastore, perché quella persona non si converte? Tu hai bisogno di Cristo, di Cristo, più Cristo nella tua vita. Ma per fare questo, per vedere la potenza della risurrezione, tu hai bisogno di morire a te stesso e di scegliere di soffrire insieme a Cristo perché tutto il tuo sogno risorga. C'è qualcuno per cui tu hai detto non c'è più speranza? Forse tu hai detto non c'è più speranza per il mio matrimonio, non c'è più speranza per la conversione di quella persona vicino a me, non c'è più speranza per il mio sogno di servire Cristo, non c'è più speranza per il mio ministero, non c'è più speranza per la mia famiglia. Il Signore è qua per dirti, tu hai bisogno di me, perché io posso far risorgere i morti. Tu ci credi in questo? Perché è facile dire io ci credo in Cristo, ma quando la storia è finita, allora è lì che noi dobbiamo credere in Cristo. Ancora di più, ci sono state persone che non si sono arrese neanche con la morte. C'era un barlume di speranza nelle vite delle sorelle di Lazzaro. Loro hanno detto, Signore, se tu fossi stato qua, ma subito dopo questa persona ha detto, ma io so che qualunque cosa tu chiederai al Padre, Lui te la darà. Tu credi in questo? Io voglio chiudere con una preghiera per tutti noi. Forse tu hai detto, è finita, è morta questa speranza, per me, per la mia vita, per i miei cari, per la mia famiglia, per il sogno che io avevo, finita. Ma io vorrei questa mattina che noi uscissimo da qua, come l'Apostolo Paolo ha detto, io rinuncio a tutto, perché voglio sperimentare la grandezza, la potenza di Cristo nella mia vita. Al di là della morte c'è la risurrezione. Al di là di perdere qualcosa c'è il guadagnare tutto. E il nostro tutto, se siamo veramente cristiani, si chiama Gesù di Nazareth, vivo oggi più che mai. Vogliamo pregare? Signore Dio, questi uomini, come l'Apostolo Paolo, a un certo punto della loro vita hanno detto io rinuncio a tutto per causa di Cristo, voglio guadagnare Cristo. Io so, Signore, che questa mattina ci sono dei sogni che sono morti nel cuore di tante persone. Ma io so una cosa, che tu sei un Dio di risurrezione. E questa mattina tu ci hai visitato, Signore. Ci hai detto cose grandi, ma queste cose grandi devono trovare un grande spazio nel nostro cuore, nella nostra personalità. E sono qua per dirti, Signore, che io credo in te. Io credo che tu puoi farlo. Non perché io lo dico, ma perché tu sei grande. E perché la tua parola dice che se noi abbiamo una fede grande come un granello di senape, noi possiamo dire a una montagna di spostarsi, quella montagna si sposterà. Ed è per questo che io sono qua per dirti, fratello e sorella mia, amico che sei qua, amica che sei qua, immagina la tua montagna come la tua sofferenza, quella su cui tu hai già fatto il tuo funerale. E il Signore ti sta dicendo, basta fare funerali, oggi è un giorno di vita, ma tu devi credere in me. Se tu sei qua stamattina e hai sentito che la parola di Dio era per te questa mattina, io ti chiedo di fare un
passo di fede questa mattina. Ogni tanto io faccio questo appello e il Signore fa l'appello sicuramente insieme a me. Ma sai per fare che cosa? Per vedere se tu hai il coraggio di manifestare la tua volontà che tutto questo succeda nella tua vita. E se tu hai sentito, pastore, questa parola era per me, io ti chiedo di alzarti dove tu sei per ricevere la preghiera della Chiesa. La parola di Dio era per te questa mattina. Alzati nel nome di Gesù, non avere paura. Amen, amen. Dio ti benedica. Amen. Il tuo sogno, la tua famiglia, i tuoi cari, guadagnati per Cristo, solo il Signore può fare. Ma non avere paura né vergogna di fare questo passo, perché il Signore Gesù non si è vergognato di andare in croce per te. Lui è rimasto nudo sulla croce per la tua vita. Non avere vergogna di metterti a nudo di fronte agli altri, perché se sulla base del tuo coraggio il Signore opererà potentemente, ma aspetta a te fare un passo, e questo potrebbe essere il primo passo. Amen. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché la tua parola, Signore, non mente mai, e ti benediciamo, Signore, per queste anime preziose, Signore, che hanno detto sì questa mattina. Sì, Signore, voglio fare della mia vita qualcosa di totalmente diverso. Voglio mettere a morte me stesso perché tu viva in me. Grazie, Signore, perché vedremo tante risurrezioni di matrimoni, risurrezioni di anime perdute, risurrezioni di persone che verranno a te attraverso la nostra vita, attraverso la nostra testimonianza. Nel nome di Gesù benedici queste anime, Signore, e che noi possiamo vedere presto una schiera di anime che vengono a te, Signore, attraverso la nostra testimonianza ecclesiastica di persone, figli tuoi, Signore, che possono aprire la loro bocca e testimoniare con autorità che c'è un Dio vivo e che ha vinto perfino sulla morte. Grazie, Signore, per questo. Io benedico, Signore, i miei fratelli e le mie sorelle questa mattina, e che tutto, Signore, sia fatto a onore e gloria del tuo nome, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. E vi posso dire una cosa, potete sedervi, aspettatevi i miracoli di Dio, ok? Bisogna fare il primo passo fuori dalla barca, come Pietro ha fatto il primo passo, e vedrai che comincerai a camminare sulle acque. Amen, Chiesa? Possiamo continuare, se tu vuoi in piedi, se tu vuoi seduto, non importa, l'importante è che noi facciamo adesso questo momento di adorazione al Signore, perché è una forma di adorazione con le nostre decime, con le nostre offerte, le nostre primizie, ok? Invito il gruppo di lode e che il Signore possa benedire questo momento. Alziamoci in piedi e lodiamo il Signore. In questo momento tu puoi consegnare le tue offerte, tornare la tua vita nell'altare del Signore. Con gioia. Cerco solo te, mio Signore, perché solo tu dai gioia al mio cuore. Solo te, mio Signore, perché la tua via conduce alla vita, si rallegra l'anima mia, solo in te,
solo te, mio Signore, perché la tua grazia rimane in eterno, si rallegra l'anima mia, solo in te, cerco solo te, mio Signore, perché mi coroni in misericordia, si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, come un tenero Padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Dalle tue mani Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza ed amore. Signore, ti ringraziamo per la tua bontà e non vogliamo dimenticare mai i tuoi benefici. Grazie perché ogni giorno ci coroni del tuo favore e la tua misericordia. Ti ringraziamo perché ogni dono perfetto viene da te e vogliamo essere sempre riconoscenti, vogliamo donare con un cuore allegro per la tua opera, per vedere avanzare il tuo regno, perché la nostra preghiera è che venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Benedice il tuo popolo in ogni luogo nel mondo, nel nome di Cristo Gesù. Amen, potete sedervi, vi rubo ancora 2 minuti per gli annunci. Allora, chi è che ha mai preso un appuntamento col fidanzato o con la fidanzata? Qua, qualche volta nella vita. Anche tu, vero? Sì. Ok, interessante che questi appuntamenti, no, tu non vedevi l'ora che arrivassero, vero o no? Ok, ti sognavi già quali vestiti belli mettere, il profumo che ti saresti messo, no? Come sarebbe stato il sorriso del tuo fidanzato, della tua fidanzata, no? E appena lei apriva la bocca, è vero o no? Sai perché ti faccio questa introduzione? Perché abbiamo una settimana di appuntamenti con il nostro fidanzato, con il nostro innamorato, che si chiama Gesù il Signore, ok? Se tu non stai provando gioia per questo appuntamento, ok? Ti lascio questa riflessione. Abbiamo l'appuntamento del lunedì mattina alla preghiera, martedì mattina alla preghiera degli uomini della Chiesa. Potete alzare tutti la mano per favore? Uomini della Chiesa, non nascondetevi come fanno le seppie, ok? Per favore, ok? Martedì mattina, ore 6, prima di andare al lavoro, Dio ci delizia con una preghiera comune bellissima, carissimi. Bellissima, posso dire che è una benedizione. Marcello, è una benedizione, sì o no? Uomini della Chiesa, partecipate, stiamo mandando i codici nei gruppi, non mancate a questo appuntamento. Lunedì sera, ore 21, stessa cosa per tutte le chiese, ci troviamo sempre a pregare insieme. La Chiesa sta crescendo in un modo incredibile in questa area della preghiera ultimamente, gloria a Dio. Poi abbiamo la preghiera del giovedì, sempre alle ore 20, ok? Un altro appuntamento di preghiera. Poi abbiamo la preghiera dei giovani, la preghiera degli adolescenti. C'è qualcos'altro? No, ok, ho detto tutto. Comunque, mi raccomando, se tu hai l'occasione di dire sì a questo appuntamento, ci sono tutte le possibilità del mondo, ok? Poi abbiamo i nostri incontri di studio biblico nei gruppi, ok?
ok? Questa è l'altra parte importantissima della vita della Chiesa. Il sangue non scorre nel corpo di Cristo se io non lo alimento, se io non lo ossigeno con la parola di Dio, ok? La mia crescita deriva da 3P. Sapete che io sono quello delle lettere, no? La prima P è la preghiera, la seconda P è la parola e la terza P è la partecipazione. Se una di queste viene a mancare c'è qualcosa che non funziona, quindi bisogna andare dal dottore, ok? La vitamina P, ricordati questa cosa. Va bene? Quindi mi raccomando, fratelli, siamo il corpo di Cristo, la famiglia di Dio. Io non posso fare a meno dei miei fratelli e i miei fratelli non possono fare a meno di me. So che sono un male necessario, i pastori sono un male necessario, però, ok, sono qua per ricordarvi quello che il Signore ci ha chiesto. Appuntamento durante la settimana, va bene? Che il Signore ci benedica, che il Signore possa lasciarci questa settimana come un'occasione per vedere Lui all'opera. Va bene? Alziamoci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera, ringraziandolo di tutto quello che Lui fa sempre, invariabilmente, con tanta fedeltà verso ciascuno di noi. Signore nostro Dio, ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, per la tua fedeltà. Tu non manchi mai. Ed è per questo, Signore, che noi vogliamo essere un popolo fedele che non manca all'appuntamento con te. Signore, che la Chiesa possa essere ripiena del tuo Spirito. E adesso, Signore, che avremo una settimana ripiena, Signore, di impegni, lavoro, scuola, appuntamenti, sfide. Signore, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.